Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora niente, non ce la fanno proprio, fanno una fatica dannata ad ammettere l'ovvio, a registrare un dato di realtà, e cioè che nella liberazione per cui siamo tutti felicissimi del cooperante Alberto Trentini, detenuto per troppo tempo nella Venezuela di Maduro. Il nostro governo, la nostra diplomazia, a monte l'iniziativa militare americana che ha rimosso il suddetto Maduro, un qualche minimo ruolo l'abbiano giocato, insomma, non riescono proprio. Un caso di scuola di quest'opera di rimozione collettiva è appunto, gioco di parole voluto, il giornale Collettiva, giornale online della CGIL, che sostanzialmente archivia il tutto come esclusivo merito della madre di Trentini, che è stata eroica, verso cui va la nostra solidarietà umana a prescindere, che non ha ceduto e che è stata sul pezzo, che ha combattuto per il figlio. Ma non si capisce l'osservazione appunto del giornale Collettiva della CGIL, secondo cui la donna ha fatto ciò che questo governo detesta, ovvero ha insistito. Questa rimane una formulazione avvolta nel mistero. Dopodiché insiste sempre Collettiva. L'esecutivo tratterebbe la liberazione di Trentini come un trofeo geopolitico, orchestrato da uomini forti che parlano a uomini forti, Trump di qua, Meloni di là. Insomma, nella liberazione dei prigionieri politici l'iniziativa di Trump avrà giocato un minimo ruolo, e nella liberazione dei prigionieri italiani una presenza diplomatica del governo avrà giocato un minimo ruolo. No, per la CGIL è una bestemmia. Si ribadisce che senza la madre Alberto sarebbe rimasto invisibile, e insomma non vede alcun ruolo della politica italiana e della geopolitica mondiale. Ora, a questa opera di rimozione appunto collettiva con la maiuscola vorremmo porre semplicemente le frasi di Giovanni De Vito, incaricato di affari a Caracas, prossimo a diventare ufficialmente l'ambasciatore d'Italia in Venezuela, che è stato il coordinatore della missione che ha portato alla liberazione anche di Trentini. Oggi in un'intervista su Repubblica, quindi non un giornale come dire ideologicamente squalificabile da un punto di vista di lor signori, ha riepilogato tutti i passaggi delicatissimi, il dialogo con la nuova presidente Rodriguez, che ovviamente ha la volontà di legittimarsi agli occhi del mondo occidentale, quindi ha virato di 180 gradi su alcune politiche maduriane, prigionieri compresi. E poi nell'intervista spiega che si era arrivati più volte vicini alla liberazione di Trentini, ma perché alla fine i tentativi fallivano, chiede l'intervistatore. Probabilmente i venezuelani volevano qualcosa di più. La decisione doveva essere inserita in liste di scarcerazioni, liste che nessuno ha mai visto. Alla fine chi aveva l'ultima parola, cioè Nicolás Maduro, ha frenato. Allora, se la logica ha ancora un senso, la liberazione di Trentini, sì, non solo è merito anche del governo italiano, senza cui la missione che oggi spiega De Vito su Repubblica sarebbe stata impossibile, ma nella catena delle cause, diceva quel tizio non del tutto cretino che si chiamava Aristotele, la causa prima per cui Trentini è libero è la rimozione di chi ha sempre frenato, cioè Nicolás Maduro, cioè oltre al governo, alla Presidente del Consiglio e a tutto l'apparato diplomatico, in ultima istanza il merito sì è di quel tizio che si chiama Donald Trump. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.